Cari amici, sono momenti molto tristi questi. Quando è giunta questa notizia sono rimasto veramente sconvolto, venivo da poco, sono sceso da poco da Mosca, sono stato su circa 5 giorni durante tutte le elezioni come eh, verificatore, accertatore di ciò che è successo, le elezioni fatte e ho passato diversi seggi, sono stato in meno di una trentina di seggi nella città di Mosca, dalla periferia verso al centro. Ho avuto diversi colloqui con persone, ho intervistato parecchie persone russe, più di 30, di cui molte ho una registrazione, e ho filmato molte cose molto liberamente in modo da portare una testimonianza in Italia che dia un'idea totalmente diversa a quella che io leggevo da là la sera quando entravo in albergo, dai giornali, dai media italiani, che venivano rappresentati in modo del tutto diverso una realtà. Arrivare qui in Italia e vedere poi queste notizie, ecco, mi ha lasciato molto questa strage che colpisce sempre le persone, la povera gente, chi vive lì, chi non è neanche sui fronti, i civili, è veramente da vigliacchi. E la cosa che mi è parso strano che prima che andassi su a Mosca c'erano già comunicati che parlavano che venivano dagli americani, comunicati parlavano di attentati, possibili attentati, evitare le zone di assembramento delle persone e evitare le folle perché c'erano possibili attentati dell'ISIS. Francamente io non so l'ISIS cosa possa avere con la Russia, perché credo che la Russia sia uno dei pochi stati che ha un ottimo rapporto anche col mondo musulmano e attualmente non ci sono rivendicazioni. Non vorrei tanto, e mi fermo qui, che dietro a questi attentati vili ci siano altre mani, perché non mi sembra di solito un attentato dell'ISIS, uno si fa esplodere, grida per la religione, la sua religione, il fanatismo, e si fa esplodere. In questo caso nessuno si è fatto esplodere, tutti hanno cercato di fuggire, e quindi l'impressione è che sia veramente un'azione su commissione. Le indagini adesso diranno bene di chi e sarà spazio all'indagine, però è triste vedere che subito nell'Occidente si è cercato di interpretare, ancora prima che si facessero le indagini da parte russa, interpretare i mandati, dare subito una spiegazione su tutto, come quando si vuole spiegare tutto della Russia senza mai nemmeno essere stati in Russia, quasi per mettere le mani avanti. Ecco, già questo mi ha dato fastidio, perché noi, la nostra comunicazione, ahimè, noi critichiamo i russi, ma la nostra comunicazione, e c'è un libro che andrebbe la pena di essere letto, è un libro che ha scritto un giornalista tedesco, ancora nel 2016-17, e questo libro si chiama, dal titolo esatto, tradotto in italiano, pare sia Giornalisti comprati, cosa simile. Lui prima di morire, questo importante, non era solo giornalista, era responsabile di un importante media, giornale, anche non solo giornale, altri media tedeschi. Prima di morire aveva una malattia incurabile, prima di morire si è pentito di quello che ha fatto. Ha scritto un libro testamento e quasi di scusa verso la popolazione, dicendo che lui ha preso in giro per tanti anni la popolazione, perché lui ha dichiarato, andate a leggerlo, è scritto, è tradotto in italiano, per tanti anni ha dichiarato che tutta l'informazione che loro hanno dato relativa alla politica estera era vistata e precostituita, ed erano al libro paga, i grandi media, al libro paga della NATO e degli Stati Uniti, era un libro paga. L'ha dichiarato lui in maniera aperta, questo libro è pubblicato, lo trovate, non l'hanno notato in molti, per dire come noi viviamo in una situazione dove c'è qualcuno che vuole il conflitto. Io sono sicuro che c'era la possibilità, sia caduto il muro di Berlino, cadute le barriere, di creare un ponte soprattutto tra l'Europa e la Russia, l'Italia e la Russia, ma questo ponte qua metteva fuori gioco altre parti del mondo, e quindi bisognava ricreare l'odio, le barriere, lavorare. E la cosa peggiore che gli ho detto a voi, a molti media italiani, voi avete rafforzato Putin, perché quando andate ad
ad attaccare non tanto la politica, ma attaccate l'identità russa, la cultura, l'arte, lo sport. È possibile che uno sportivo gareggia nel mondo senza neanche la sua bandiera? Non è mai successo queste cose qua, in nessuna parte del mondo, e ci sono altri stati che commettono crimini quotidianamente, possono sbandierare, mettere in evidenza la loro bandiera, nessuno dice niente. La Russia è messa all'angolo, dice neanche la bandiera, questo toglie la dignità, l'identità, vuol dire cioè, queste cose qua sono cose, facendo così voi rafforzate sempre di più Putin, non indebolite la cosa, perché voi non avete capito una cosa, quello che non ha nemmeno capito quando voleva invadere la grande Russia ancora durante la seconda guerra mondiale. Hitler voleva occupare la Russia, diceva beh, meno male fa l'operazione Barbarossa, diceva beh, i russi con le deportazioni, con le purghe staliniane, sono tutti lì, sono tutti pronti ad accoglierci a braccia aperte. Noi arriviamo lì perché i russi non c'è più, il potere non è più legittimato, è un potere che non esiste. In poco tempo spalazzeremo questo potere e ci approprieremo della Russia. E ha fatto lo stesso errore, dimenticandoci una cosa che mi ha detto un russo anni fa e mi è sempre rimasta impressa, che ho detto guardate, c'è qualcosa di invisibile che mette insieme i russi, c'è una mano invisibile che non è quella di Alan Smith, ma uno spirito invisibile che è al di sopra di chi governa, di chi comanda il momento, è al di sopra di tutto. Io lo chiamo Madre Russia. C'è un collante dello Stato, dell'identità e dei valori della gente russa che va oltre e al di là anche dei leader. Se un leader sbaglia, mi ha detto, prima salviamo lo Stato, poi faremo i conti col leader. Ma lo spirito russo, l'identità russa viene prima di tutto. E quindi tutti coloro che hanno pensato, sottovalutato questo aspetto e hanno colpito l'identità russa, i valori della Russia, convinti di convincere i russi a reagire, hanno avuto l'effetto contrario. Grazie a tutti, perché io sono e concludo veramente, io credo molto nell'amicizia tra i popoli. Io quando intervistavo le persone lì, sapevano che ero italiano, anche se parlavo in inglese avevo l'interprete russa, l'italiano, tutti aprivano gli occhi, spalancavano gli occhi, si sentivano come tra una persona di fiducia, amico, fratello, e difatti anche prendevano il coraggio di parlare con me. Cioè, io quando vedere certi comportamenti, non da parte del popolo italiano, ma da parte dei nostri leader, di mancanza di rispetto, veramente è una pugnalata che viene non voi, ma viene prima di tutto a me e a tutti quelli come me che sanno quanto è importante l'amore, l'amicizia che c'è tra questi due popoli, tra l'Italia, il popolo italiano e il popolo russo. Grazie Stefano.